Un vademecum che vuole riassumere gli atteggiamenti fondamentali prima di approcciarci a una gita, no? Quindi nella prima parte valutare soprattutto le condizioni meteo. Avete visto che in queste giornate, in questi giorni di afa, nel primo pomeriggio già inizia a nuvolare e si possono creare i temporali classici che si sviluppano in montagna, che possono creare veramente situazioni pericolose, l'abbiamo visto anche nella cronaca di questi giorni. Quindi chiediamo con forza che le gite si protraggano fino al primo pomeriggio, poi oltre significa esporci a dei rischi che possiamo evitare tranquillamente. Poi il caldo ci aggrada per frequentare la montagna, dall'altra parte può diventare un aspetto un po' meno gradevole, no? Camminare sotto il sole, fare grosse pendenze non è mai piacevole, soprattutto per i nostri bambini. Quindi chiediamo che le gite siano commisurate alle capacità del più debole del gruppo, no? Non debole nel senso negativo, ma della persona che ha le competenze minori. Questo perché? Perché un bambino, un ragazzino, quando ha fatto 500-600 metri di dislivello è già sufficiente nella giornata, con uno sviluppo di 3-5 km. Quindi gli accessi ai rifugi sono belli da fare, andare oltre, magari con un ragazzino i primi giorni che non è abituato a camminare, si consiglia di fare gite ben più contenute. L'altra cosa importantissima da fare è valutare bene il tipo di tracciato, il tipo di sentiero. Sui social, sulle cartografie si può valutare molto bene il tracciato e anche il dislivello che ha quel tipo di sentiero. Poi vi sono i siti istituzionali del CAI, delle guide alpine, del soccorso stesso che possiamo dare quelle indicazioni di dettaglio laddove non troviate informazioni in rete. Chiediamo all'utente che sia dotato di assicurazione, questo perché? Perché non in tutte le regioni, ma nella regione Veneto l'utente che viene soccorso compartecipa a una spesa del recupero. Quindi con delle piccole assicurazioni, vuoi quella del CAI, vuoi Dolomiti Emergency nella nostra zona che sono le più gettonate, si possono avere con poche decine di euro un'assicurazione che copre per intero la spesa di trasporto con una piccola franchigia. Quindi al pari della maglia di ricambio, della camicia e dell'intimo, chiediamo con forza che ci sia questa attenzione anche a questo aspetto, perché per una famiglia coprire poi le spese di trasporto diventa un problema. A tutti gli amici che ci vengono a trovare in Dolomiti, soprattutto quegli amici un po' più particolari, i funamboli li chiamiamo, no? Coloro che fanno le slackline, che tirano quelle linee in corda e dopo ci camminano sopra come i funamboli, no? È un'attività bellissima da fare, però in questo periodo, in alcune aree delle Dolomiti, andare da un'aguglia all'altra potrebbe diventare un pericolo, non tanto per l'esposizione a rischio che hanno queste persone, ma quanto perché se arriva un mezzo aereo, vuoi il soccorso alpino, vuoi l'antincendio, vuoi i vigili del fuoco, vuoi la finanza, vuoi chiunque vola a bassa quota, quell'ostacolo diventa un problema veramente grande.